A Milano astrologia e filosofie occulte tenevano banco. Nel 1560 venne fondata un'accademia detta della Valle di Blenio, alla quale aderirono alcuni tra i più noti artisti e letterati del momento. I presupposti culturali del sodalizio, a dispetto dell'innocua apparenza burlesca e vernacolare, attingevano alla tradizione magica rinascimentale. Il Lomazzo, che divenne abate dell'Accademia nel 1568, edificò le proprie opere teoriche e poetiche su una complessa impalcatura magico-astrologica. In un autoritratto che attualmente è conservato a Milano, alla Pinacoteca di Brera, si raffigurò nel costume grottesco di abate, con i lineamenti del volto tumidi e corrucciati, corrispondenti alla tipologia saturnina, offrendo al contempo un'allegoria della melanconia sul modello di una celebre incisione del Dürer. Robert Klein ha individuato nel pitagorismo, nella magia e nel gusto per l'ambiguità visiva tre nodi dell'arte del tardo Cinquecento. Arcimboldi è aggiornato su questi temi e li padroneggia. Il Comanini, a dimostrazione del fatto che la pittura s'accosta alla musica come per avventura la poesia fa, dà notizia di un'originale scrittura musicale cromatica inventata dall'Arcimboldi, trascrivendo i suoni mediante i colori, sulla base delle proporzioni armoniche pitagoriche. Pare che il sistema funzionasse con sommo diletto di Rodolfo II, l'erede di Massimiliano. L'esperimento anticipò di oltre un secolo la sfortunata impresa di Louis Bertrand Castel, il gesuita francese, che dilapidò le proprie sostanze per costruire il clavecin oculaire, un marchingegno che pretendeva di rendere visibili i suoni riconducendo le scale musicali ai 7 colori fondamentali, un esperimento straordinario. Se il rapporto istituito tra accordi udibili e colori o proporzioni visibili nobilita la pittura, equiparandola a una delle 7 arti liberali e inserendola in un sistema armonico universale e trascendente basato sulla corrispondenza tra l'uomo e il mondo, microcosmo e macrocosmo, l'analogia tra arte e pratiche magiche spezza una lancia a favore del genio individuale e della creatività artistica. Come l'artista, il divino Maieuta deve possedere un dono innato, un'inclinazione naturale e immaginativa. Essa può consentirgli, in particolari momenti di ispirazione, di controllare e incanalare a piacimento gli influssi astrali, manipolando ad arte le segrete corrispondenze della natura o il valore sacrale dell'arcana lingua ebraica. Sono concetti che ritroviamo anche in società esoteriche attualmente operanti in tempi moderni. Similmente l'artista opera sulla natura, ne indaga le leggi e le corregge per naturale artificio. Verrebbe fatto di insistere. Perché non considerare le teste del mago Arcimboldi una prodigiosa metafora alchemico-pittorica, una metamorfosi alchemico-pittorica, in accordo con quel caleidoscopio esoterico che fu la Praga di Rodolfo II? L'universo illusorio degli Arcimboldi, Francesco Porzio, Fabbri Editore.